Gente ci sta. Buonasera a tutti Fa un e manifesto, bentornati lo a specchio. Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è tornato a esternare il capo dei Propal, nominalmente ancora segretario della CGIL, ma è chiaramente un sottopancia obsoleto, Maurizio Landini. E dobbiamo dire che per una volta l'organizzatore della rivolta sociale che ormai quotidianamente si appropria delle piazze italiane, ieri gli adepti della rivolta sociale hanno provato a impedire la libera manifestazione del pensiero a un convegno della Lega a Livorno, ma per una volta il capo della rivolta sociale e degli innamoramenti terzomondisti pro-PAL è tornato a parlare di economia italiana. Incredibile, mi rendo conto, già questa è una notizia da mettere a caratteri cubitali su tutte le prime pagine. Ah beh, bene, direte voi, quindi insomma è tornato dalla sua bolla ideologica nella realtà del paese, con le sue ricette, contestabili o meno. No, perché è rimasto impiantato nella sua bolla ideologica di fatto, perché se n'è uscito con la proposta più ideologica, retrograda, più dal sapore di socialismo reale, più novecentesca nel senso peggiore, ovvero tenetevi forte, una nuova tassa patrimoniale, ma è chiaramente questo di cui ha bisogno l'economia italiana, il suo tessuto, la sua carne viva. E chiaramente abbiamo bisogno di una nuova patrimoniale, perché ne esistono già appena una quindicina, stimate dalla CGA di Mestre in molti studi, che garantiscono già un incasso allo Stato di circa 50 miliardi l'anno, cioè noi siamo già il paese delle patrimoniali, neanche della patrimoniale. La più consistente ovviamente è l'Imutasi. Poi c'è il ginepraio, imposta di bollo auto, imposto di registro, imposta sostitutiva, il canone RAI su cui aveva e ha ragione la Lega, un governo di centrodestra liberale dovrebbe fare un'azione impattante, l'imposta ipotecaria, l'imposta sulle successioni, tutte imposte sul già tassato, i diritti catastali, insomma c'è già questo ginepraio kafkiano che si articola in una quindicina di tasse patrimoniali sul contribuente italiano. E Landini vuole la 16ª, ovviamente la presenta come un provvedimento di grande giustizia sociale a danno della grande ricchezza, perché la parola ricchezza è sempre marchiata dalla colpa, no? Nella cultura neanche comunista nel senso classico, proprio antagonista di Landini. Lui propone una tassa, un'aliquota dell'1,3% sui patrimoni dei contribuenti oltre i 2 milioni. E così dici, vabbè, sai, se sono i super ricchi, sicuramente non è il caso di chi vi parla. Sì, ma anzitutto c'è questa equazione tra ricchezza e colpa, che è il contrario di quello che deve fare una sana società di mercato che aspira alla crescita. Per fare un esempio, un conto è dire appunto che certi maxi profitti incamerati dal sistema bancario in questi anni per frutto non di meriti della banca azienda, ma di decisioni prese da organi politici o euroburocratici, dai tassi di interesse al beneficio per la valutazione del rating sulla politica economica italiana, ecco allora che da quel punto di vista possano dare un contributo, ma perché parliamo di profitti anomali, non figli di una libera dinamica di mercato. Ma se ci sono ultra profitti, mega profitti, figli di una dinamica di mercato che garantiscono lavoro, ricchezza circolante, investimenti in Italia, attrazione anche di capitali esteri, perché diavolo dobbiamo colpirli? Perché ce lo dice Landini, che poi infatti ha articolato la sua visione, la visione diciamo cigellina o ex cigellina ormai del rapporto tra lo Stato riscossore e il contribuente. Ecco qua il Landini pensiero. La progressività e la capacità contributiva devono essere i pilastri di una vera riforma. Sono due cose che sono già previste in Italia, anzi forse come dire si è esagerato a chiedere capacità contributiva al contribuente italiano. E quindi, ne ricava Landini, stop a flat tax, ovviamente, fermiamo uno dei pochi provvedimenti che ha dato davvero ossigeno a chi prova a intraprendere in questo paese, stop a condoni e concordati, prelevando le risorse dove sono, cioè, attenzione all'elenco perché il lessico è significativo, extra profitti, rendite, grandi ricchezze, aggredendo l'evasione. Cioè,
lui non solo vuole colpire gli extra profitti, ripeto, liberamente acquisiti o ereditati, ma i profitti, cioè senza l'extra, cioè il profitto in quanto tale va colpito. Qui siamo veramente a un rigurgito di leninismo 5.0, diciamo, no? Per un secondo nella narrazione di Landini il partito bolscevico sfratta i galantuomini in chefe, insomma, cioè i profitti, bisogna prelevare le risorse dove sono, c'è da chi ha profitto, per redistribuire la ricchezza nel linguaggio di Landini, cioè dare qualche mancia a chi non ha risorse, mantenendo tutti nella miseria, perché come diceva Sir Winston Churchill, il vizio insito nel capitalismo è la ineguale distribuzione della ricchezza, la virtù insita nel socialismo è l'uguale distribuzione della miseria, che è esattamente il mondo a cui pensa Landini. O forse in realtà Landini non gliene frega niente. Landini va per evocazioni di marketing, no? Per parole chiave, che una è Gazza, ora c'è la patrimoniale, insomma c'è tutta questa narrazione appunto di estrema sinistra che col lavoro e con l'impresa vera non hanno niente a che fare. Certo che davanti alla proposta della 16ª patrimoniale ci viene da dire una cosa che non ci saremmo mai sognati di dire, forse era meglio, era fin meglio quando Landini ci parlava di Gaza. Tra un manifesto